Ma come la guardava Alessandro? Si era incantato Alessandro a guardarti quando facevi gli ultimi sussulti con la tua voce, come per dire adesso finisce. Complimenti Cecilia, veramente sei di una bravura unica. Ti porto i saluti da una cantante che questa è passata per questo emittente, si chiama Giulia Daici, che tra l'altro è un'amica di Rosita Rotta, che ne approfitto così per che bello. Ne approfitto per collegamento. Ne approfitto per salutare anche lei, insomma, e quindi ti fai i complimenti. Grazie, sono felice davvero. Una cosa volevo chiederti e dirti, con questo pezzo hai ricordato, ti sei legata dal punto di vista così a Anthony Haggerty, assolutamente. Sì. Visto che ti sei legata ad Anthony Haggerty, visto per quello, un flash a cappella di un pezzo di Anthony and the Johnson, vai. Ok, aspetta, prendo l'altro microfono. Prendi quell'altro microfono. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I rest my head? Hai fatto un Il gran... folletto è stato omaggiato. Bravo, brava Cecilia. Volevo fare c'è Dimmi. la voce, sì. Volevo fare una puntualizzazione. Questo qua è il brano Che ho cantato per la prima volta in studio. quando è venuto a fare il provino, ho cantato questa qua. Visto, per quello ho capito, adesso si capisce tutto il perché praticamente sei andata direttamente in etichetta, nella vostra etichetta immediatamente. Infatti, Perché cantare un pezzo di Anthony and the Johnson come voce femminile è molto difficile in quella maschile, Sì. ma è difficilissimo nella voce femminile, che lui ha una voce incredibile. Proprio lo diceva Laurie Anderson, un altro Elvis Presley aveva scritto Laurie Anderson, che l'ha amato moltissimo, è stato a scoprirla, più che lui è stato Laurie Anderson che l'ha scoperto. Però sai, Anthony and the Johnson, bravissimo, straordinario. Chissà se potrò incontrarlo fisicamente un giorno. Perché no? Lo chiamiamo, non c'è problema. Dai. Ok. Va bene, Cecilia, allora i tuoi contatti, che poi ci salutiamo, quindi il numero, cioè il numero, sì. Il numero di casa, cellulare per cortesia, il tuo codice sito, fiscale. Facebook, eccetera, eccetera. Allora, io ho la pagina fan di Facebook che è Cecilia Luce. Poi c'è su YouTube il mio canale privato, vabbè, Cecilia Luce Official. Poi c'è il canale della casa discografica che è la Kemad. Comunque vabbè, su YouTube si possono sentire i pezzi, basta scrivere il mio nome ed escono. Dopodiché c'è il sito della casa discografica. Vai Maurizio, vai. Vabbè, www.canvadmusic.com, poi c'è il nostro portale di informazione che è trendsforlife.net, dove aggiorniamo sulle notizie della musica trance per chi volesse conoscere, in futuro anche prodotti alternativi alla musica dance, trance, eccetera. Vai, E vai. se qualcuno volesse acquistare il tuo disco? Aspetta. no, La voce la passiamo al interrompo. capo. Innanzitutto volevo sottolineare la grande professionalità di queste persone che ho trovato stasera, perché praticamente siete degli animali rari nel circuito radiofonico italiano. Questo non me ne aveva mai detto nessuno, animale raro, capisci? Sì, Sei un animale. nel senso Sì, un'attenzione per l'arte che non si trova più, cioè, e quando siamo tutta la sera che proprio si nota come Maurizio l'album l'abbia spolpato, perché sapeva Di tutto e di più. Sapeva di tutto e di più, ha ascoltato il maestro Fabiani durante tutto la sua performance, ha capito quali erano i brani che più li avevano colpiti, e quindi per concludere sono molto contento di essere stato qua. I link, cercate Cecilia Luce, Albert Kane, Canvad Music, ci troverete ovunque. Non so quando uscirà il disco, perché ci sono in ballo delle cose abbastanza importanti
e se dovesse andare in porto ritorneremo qua e vi diremo. Bene. Guarda che è una promessa. È una promessa, anche perché abbiamo già fatto delle interviste, siamo già su una quarantina di FM, però sinceramente questa atmosfera che ci avete regalato è unica. Quindi vi ringrazio. Ma ti sei commosso, Maurizio? Sì, dobbiamo sottolineare una cosa che noi... Ci fa piacere comunque, Alberto, ci mancherebbe altro. Che noi abbiamo proprio questo grazie. progetto, abbiamo parlato di progetto il vostro, noi abbiamo proprio il progetto di dare musica in questo senso, come si faceva la radio di una volta. Musica vera, senza nessuna contrapposizione, senza nessun paletto. Questa è musica, basta, non ci sono altre cose da dire. Questo è il nostro disegno che porta avanti me, Alberto, Agostino e tutto lo staff, tutto il gruppo, che siamo un gruppo, come vostro è un gruppo, noi siamo un gruppo. Questo è importante. Si è notato. Poi personalmente ringrazio il maestro Alessandro Fabiani, che è un jazzista. Grazie. È una persona, adesso è un amico, ma veramente questo ti fa conoscere la musica. Che io mi sono trovato bene stasera, anzi magari anche a nome di tutti, no? Di Alberto, di Maurizio, anche Cecilia, ci piacerebbe tanto anche ricambiare il vostro invito, e pertanto quando verrete nelle nostre zone, oppure quando ci sarà un concerto, magari un evento che interesserà la nostra cara Cecilia, voi sarete i nostri ospiti d'onore. Grazie. Grazie di cuore. È la prima volta che mi capita, no? Così in diretta, vi confesso. Comunque ci fa piacere che, insomma, è una cosa reciproca, perché noi diamo spazio a questi emergenti proprio per farli ascoltare, perché come piacciono a noi, piace anche alla gente che ci sta ascoltando. Quindi è giusto farli, come dicevo prima, farli ascoltare il più possibile. A proposito di concerti, Cecilia, ce n'hai qualcuno di vicino prossimamente o hai sospeso per l'estate? Sospeso. Per l'estate? Sì, ho un vuoto mentale proprio adesso. Vabbè, insomma, ti aspettiamo qui magari per un altro live, perché no? Assolutamente sì. Ricordiamo allora che il disco si chiama Petals, lei è Cecilia Luce, che abbiamo avuto l'onore di avere in studio qui dal vivo, in acustico, con il maestro Alessandro Fabiani, e poi c'erano i loro produttori, cioè Maurizio Rossi, Mr. Broderick. Ciao. Poi c'è Agostino e c'è Kane. Maurizio, grande conoscitore, che stasera ci ha fatto le radiografie, ha capito anche se avevamo qualche vena varicosa. Devo dire che sei veramente eccezionale, guarda, sei riuscito, non ti sei perso, ti sei centellinato tutto. Anche è una cosa, guarda, avere questa attenzione nei confronti di chi come noi ci piace l'arte, cioè, è una cosa commovente, quasi. Se mi permetti, ti posso chiamare fratello? Grazie. Che bello! Fratello Maurizio. Stasera avremo fratelli Maurizio. Ok. E anche Agostino. Grazie. Io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima con una musica completamente diversa. Torneremo indietro agli anni 50-60 con il trio Marrano. Verranno a trovarci qui, faremo musica swing, da Pippo non lo sa, via discorrendo. E Maurizio, tu invece? Sì, fra qualche minuto dobbiamo dire che arriva Marco Borgato con la sua musica a 360 gradi. E io appuntamento a martedì con Flavio è un altro musicista, adesso ti dico subito chi è. Martedì è un cantautore, sì, Marco Zordan, molto interessante, viene da Vicenza o dalla provincia di Vicenza, dalle montagne vicentine, produce una sua musica molto particolare ed è interessante, come tutti i prodotti, scusate la modestia, di Blu Radio Veneto e Rockwave, assolutamente. Certo. Allora ci fai questo ultimo regalo per me, per Maurizio, per la radio, Blu Radio Veneto, e per tutti i tuoi ascoltatori, i tuoi fans. Cecilia, ci regali di nuovo questa apertura del disco? Strong, ok. Ti va bene? Ti va bene? Sì. Quando sei pronto, scusa, Alessandro, puoi partire, insomma, va bene? Ok. Ciao e grazie ancora.